Sì, sì, dopo, ahimè, l'annata scorsa, questa finalmente una bella annata positiva, abbiamo avuto le piogge a maggio, abbiamo avuto il bel tempo dopo, quindi abbiamo veramente un prodotto valido. Pongono la gente nella condizione di vivere delle iniziative un po' più esperienziali, di poter visitare il paese, visitare i giardini, conoscere gli angoli più nascosti. Allora, una volta arrivati appunto in questo stabilimento che è alle nostre spalle, che è un essiccatoio, in pratica il riso che è sgranato viene raccolto all'interno di questa macchina. Pump nel senso pompati, punk rock sì, che è un genere diciamo che è nato negli anni 70, però cioè, ovviamente noi discendiamo da questa cosa e un po' lo facciamo nostro, e di no, se no ce li porteremo veramente bene. Diversi passaggi. Il primo passaggio di lavorazione da risone si passa nella sbramatura, uno sbramino che con due rulli in pressione tolgono queste glumelle che si chiama lolla, rimane solo il chicco pulito. Riscoprire il grande tema appunto della politicità della vita umana. Una scuola politica significa portare l'istruzione dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine nel presente. La pesca è solo la passione, alzarsi presto da piccoli. Io ho 48 anni e diciamo è 43 anni che pesco. All'età di 5 anni avevo già il permesso. È la signora Gancia che ha preso, ha visto? In 2 minuti 2, però anche qua è un dono, ha visto? Gli altri 60 anni che faccio moscato, siamo tutti produttori, tutti in mezzo a questi vigneti che sono patrimonio UNESCO, però ci sono migliaia di contadini che devono tenerli in ordine perché altrimenti non funzionerebbe. Dovrebbero cambiare tante cose sono state cambiate. Che non si ripetano le tragedie è un augurio che ci facciamo tutti e ogni giorno dobbiamo pensare all'ordinaria amministrazione. Guardi, è successo veramente un disastro perché 70 mm di pioggia in 20 minuti hanno fatto sì che nonostante ci sia stata fatta di recente la pulizia di un sottopasso. Piazza Volta insomma pulita e verde, allora è il mio sogno, è il sogno di tutti i comaschi. Grazie un po' a tutti, grazie alla ditta, grazie anche all'amministrazione, un passo avanti nel tornare a quella che era la nostra vecchia bella Como. Vengo a sapere che la famiglia Colombo era in avanzate trattative per cedere il Monza. E allora ricordo perfettamente che un lunedì pomeriggio noi abbiamo il pranzo col presidente Berlusconi, i suoi figli e i top manager del gruppo, tutti i lunedì a pranzo. Ma dico nel pop, nella trap così è una cosa nuova, avere la musicalità diciamo più inglese con una lingua che non è così musicale come l'inglese. Devi sapere che adesso va super di moda il canto in corsivo. Io gli faccio: che cazzo è il canto in corsivo? Mi fa: tipo la zona dove è arrivata l'acqua e la zona ormai compromessa secca. Siamo nel comprensorio del Consorzio del Ticino Est Ticino Villoresi, nelle zone terminali del comprensorio dove si stanno verificando i danni più ingenti. Credo che non servono le polemiche, credo che le sorprese sono francamente, diciamo così, non tanto comprensibili. È normale che l'attività esercitativa che le forze armate realizzano si continui a realizzare e che si realizzi anche tenendo conto della contingenza nella quale ci troviamo. Uno spaccato di questo paese, che però non è uno spaccato di questa nostra attualità e non solo, c'è uno spaccato di questo paese che da decenni continua a imperversare, questa politica improvvisata, questa politica che gestisce delle comunità e i nostri figli e noi. L'incendio tuttora non si è capito da dove sia partito. Ci siamo ritrovati che ero in casa, mi hanno avvisato, sono venuto qua ma era già tutto in fiamme, tutto in giro il capannone. La situazione è molto peggiorata, le persone che arrivano, la formazione pratica diciamo è praticamente nulla, la fame di imparare è sicuramente diminuita. Oggi è uno sgarro diciamo, però domani sarà un altro sgarro, lunedì sarà un altro sgarro, però sono in dieta, quindi la sto vivendo bene questa ripresa. Follia no, in quel momento mi sentivo di fare quella cosa e secondo me era la cosa più giusta da fare, non penso sia stata una cosa folle, sono cose che ti vengono in quel momento e a me mi veniva da farle.
Particolare è già comunque una vittoria, alla fine era proprio voler fare qualcosa di diverso per sensibilizzare i clienti e la popolazione su quello che è la ristorazione. E se non diamo un servizio noi qui in piazza, chi deve darlo? Cosa facciamo? Presentiamo una città bella e chiusa? No. Io avrei aperto tutto oggi, anche altri bar non sono in Piazza Duomo. Come sempre vogliamo parlare di città turistica e invece non lo è, assolutamente. Abbiamo già le richieste, soprattutto quando si vede quando la mamma si trova nella situazione di dover ritornare presto al posto di lavoro perché ha un contratto a tempo determinato e non può utilizzare questi congedi, il papà li potrebbe utilizzare perché è altra situazione. Insomma, non abbiamo una rosa lunghissima, questo è ovvio, ogni mancanza per noi è importante. Però l'abbiamo superita al meglio, lo spero, non lo so, vediamo, anno per anno te lo so dire. Utilizzando il monitor con un video on board di come vengono utilizzati i pedali in questa configurazione di pista con un grip abbastanza basso. Alzando il piede dell'acceleratore più volte si riesce a mantenere un po' di stabilità. Due curve veloci, si alza più volte, si rimette giù il pedale sul gas. Quindi avevo poco più di 20 anni, 21, e ero secondo di tutta questa famiglia numerosa e ho dovuto smettere un po' gli studi. Noi avevamo questi due negozi, uno l'abbiamo ceduto e ho detto con i miei due fratelli, uno più grande e uno un po' più piccolo. E io ho ragionato così, mi muovo prima perché non posso aspettare il governo, perché se aspetto il governo mi faccio crescere le trecce. Io mi sono appoggiato a una finanziaria con cui collaboro da 4 anni, perché ovviamente da povero cristiano a 35 anni, 4 anni fa, appena aperta l'attività, ho fatto i miei finanziamenti. Sì, ecco, c'erano molte aspettative alla vigilia dell'incontro dell'Adriese, che invece è stata travolta in casa 5-1 dalla corazzata Marano. Una battuta d'arresto che è la prima in campionato, può capitare anche un incidente di percorso per la squadra di mister Pregnolato, l'importante è riprendersi subito. È un po' colpa mia, nel senso che non ho un lavoro, ma vado tutti i weekend a spendere i soldi, a bere. Non so se è un problema o se sto aiutando l'economia in realtà. Personalmente è un problema, forse generalmente sto aiutando. Ma è anche il segnale più forte rispetto all'enologia. Siamo in Veneto, prima regione produttrice d'Italia con 11 milioni, insomma un Veneto che la può dir lunga rispetto a quello che è il comparto dei vini, ma è anche oggi l'unica vera grande vetrina a livello internazionale. Allora, qui in questo negozio si vende soprattutto Magic e poi fumetto. Magic è un gioco comunque che piace molto e ha un grande pubblico di appassionati. Penso sia andata abbastanza bene, era la prima prova oggi, ho scritto quel che sapevo, quel che mi sentivo nell'ambito tecnico-scientifico e spero sia andata bene. Ogni tanto sì, ogni tanto su alcuni prodotti non so se sono plastica o se sono secco. Quindi ci sono alcuni, ad esempio le confezioni dei biscotti non sono mai completamente certa. Queste sono state ventilate, queste possibilità. Io mi affido agli avvocati che ci assistono nell'iniziativa a livello nazionale, c'è anche quella del Friuli Venezia Giulia e valuteremo. Stamattina io ho portato poca gente, però ho sentito dei miei colleghi che si sono lamentati che ne portavano, che avevano quasi il sovraccarico, che nessuno rispettava le distanze e quelli sulla linea che arriva dai piani. E siamo circa una ventina, 25 di piccoli produttori, gente che è andata a prendere come noi le piante del nonno vecchie, gente che ne ha messo e diciamo che siamo abbastanza soddisfatti. Sì, eravamo in diversi, eravamo tanti, avevamo un gruppo eterogeneo ma dal punto di vista ideologico piuttosto compatto, diciamo così. E è successo che si andava lì e si conversava con queste persone che facevano questo mestiere. I nostri vecchi clienti si sono già ripresentati già da ieri, visto c'era questa possibilità da lunedì della zona gialla di potersi risedere ed essere serviti ai tavoli. Quindi sì. Per ora stiamo andando bene. Suddivisi in 4 categorie principalmente. C'è il tartufo scorzone che comincia all'inizio di maggio e prosegue fino ad agosto di solito sulla provincia di Piacenza. Com'è l'ambiente, portiamo dentro l'umidità nel ballone, invece se la scaldiamo e portiamo 50 gradi, 40 gradi, abbattiamo l'umidità dell'aria e portiamo dentro l'aria secca. I balloni li portiamo a tutti dai 12 ai 13 punti di umidità. Come calciatore eri mediocre
perché invece di dirti sei bravo come commentatore ti dicono eri scarso come calciatore, ma uno non è che se deve fare un complimento prima deve tagliare le gambe. Scusami un secondo, non arriviamo a 900. Noi viviamo solo l'apparenza, capito? Non è solo una questione di avere o essere, ma è proprio una questione che l'umanità è andata verso, capito, la tecnica, verso il mondo dell'apparenza, capito? E non ha mai coltivato, e non ha coltivato dentro di sé invece l'essere invece che l'avere, capisci? Purtroppo oggi sì, perché ci siamo saltati una generazione. Noi abbiamo imparato con la nonna, tutti quanti, maschi, femmine, perché tutti giocando abbiamo tirato un po' di sfoglia, riempito qualcosa. Poi abbiamo scelto, ci siamo adeguati a una vita diversa, quindi c'è stato un salto generazionale. Purtroppo non è stata dedicata sufficiente attenzione sia alla creazione delle nuove periferie urbane dal punto di vista urbanistico, edilizio, sia al fatto di farle diventare non soltanto luoghi in cui si va a dormire, ma farli diventare dei luoghi di aggregazione. Sì, l'idea è quella, adesso poi valuteremo, vedremo a seconda degli impegni, test, cose varie, che non ci sia nessuna concomitanza col mondiale, però sì, no, la moto è completamente CIV, infatti c'è tanta differenza. Benvenuti famiglia, gliel'ho dato volentieri perché sono molto contento del suo arrivo e abbiamo fatto 2 chiacchiere nel mio ufficio nel pre-test di Valencia. Il family feeling c'è davvero. È stato bello anche entrare nell'Academy perché io ho fatto la wild card del motomondiale al Mugello, da tifoso sfegatato di Valle, giustamente quasi mi fregava di più di vedere la MotoGP, quindi sono andato a vedere la MotoGP a bordo pista quando c'era la gara. Secondo me i più forti rimarrebbero i più forti, anche senza elettronica. C'è da dire che l'elettronica ha aiutato un sacco in termini di sicurezza, perché ci sono molte meno cadute, quello è fondamentale. Dovreste stare 2 persone, dovrebbero stare 2 persone. Beh, primo giorno serve anche per vedere la postazione, non è che potevi pretendere da lavorare oggi, però magari uno se si organizza, già domani è migliore, nel senso perché già sappiamo la nostra postazione, come mettere i banchi. Tutte quelle che sono attività che abbiamo intrapreso, ma in questo momento un po' con il freno tirato, come la ginnastica dolce, la danza di movimento terapia, quindi abbiamo intenzione di mettere tutte queste cose in atto e partire a regime. Per esempio, se avete scelto un bodybuilder, cioè quelli che fanno i pesi, detto in poche parole, ovviamente lui avrà bisogno di cibo molto proteico, quindi con le proteine, che è un nutriente di quelli che abbiamo studiato. Parecchio, non me l'aspettavo così faticoso, infatti per l'anno prossimo già siamo pensati di fare un allenamento più intensivo anche in palestra e con una moto da cross, e quindi dai, già siamo pronti per la prossima stagione, quindi. All'ora della merenda, perché aveva piacere di venirci a trovare, a salutare i ragazzi, e purtroppo è rimasto imbottigliato in autostrada e è stato costretto a tornare indietro e quindi non ha nemmeno visto il ragazzo. No, mentalmente siamo carichissimi perché abbiamo una voglia matta di giocare, abbiamo una voglia matta di mettere un punto importante sul campionato, e questo deve essere il nostro pane per tutto l'anno. Si è fatto sentire, diciamo, però era giusto così. È vero, magari forse quest'anno all'inizio ci sta mancando proprio quel 12° uomo, capito, che ti dà la scintilla per cambiare la partita. È un aspetto sicuramente che va migliorato. Magari la prossima partita che sei in bilico, magari anche aspettare un attimo. Per noi che si era già incanalata sui binari giusti, purtroppo il primo tempo abbiamo creato molto ma non siamo riusciti a portare a casa niente. Il secondo tempo, diciamo, è stato anche un secondo tempo un po' particolare, noi un pochino sottotono. Le vedo opere del tutto inutili rispetto ai tempi. La mobilità sì cambierebbe, però sono opere talmente lunghe e talmente ferme che non ne vale la pena. Se fossero opere più veloci potrebbero anche incentivare il turismo. È andata molto bene, sopra le aspettative, perché comunque siamo qui da poco, abbiamo cercato di iniziare un percorso che è iniziato con i campi estivi, ovviamente non ci vogliamo fermare qua, ma vogliamo continuare. Oggi era voler mettere una ciliegina su una torta a metà. Martedì 30 e mercoledì 31 agosto ci sarà la 40ª edizione del Premio Spazio d'autore. Siamo con l'ideatore e il patron. Come siamo arrivati alla 40ª edizione? Come è nato il Premio Spazio d'autore? Questo è sicuramente un grande
orgoglio. Avrei preferito anche che fossero rimasti anche sempre Gigi e Leo, non è che avevo bisogno dell'unicità, che poi non mi viene contato. Il primo l'avevo vinto quando avevo 21 anni e sembrava tutto tanto facile. E dopo ti stanno lì dentro la partita e loro sulle palle inattive sono straordinari. Siamo alla terza giornata, io credo che ci voglia molta calma, molta serenità nel lavorare. Dobbiamo dare continuità ai risultati perché bisogna viaggiare a velocità di crociera. L'anno scorso dopo 3 partite avevamo 1 punto, oggi ne abbiamo 5. Ha detto una cosa importante, ha detto io faccio quello che manca, un italiano un po' impreciso ma che rende l'idea. Cioè, ci sono giocatori ai quali la squadra deve stare dietro e sostenerli e tappare tutte le lacune, e giocatori che invece, come Lucas ha dichiarato, ma come li ho visto fare a Monza, cercano di fare quello che è necessario perché il collettivo vada meglio. Io spero che evidentemente questa cosa si allontani sempre di più dall'Umbria e che vengano portati avanti altri valori. Perché Umbria, terra mistica, terra dello spirito. Penso noi ci dobbiamo ricongiungere a questa dimensione, questa è la forza dell'Umbria. Chi è morto? Io caldo? Mai avuto caldo io. Sto bene così. A quasi 90 anni, bene un po' bene? Grosso modo voglio dire, l'estate è sempre un po' va e viene, insomma, più e meno. Sì, io insomma ho quasi 90 anni e sto benissimo. Senti Cariette che tira? Io credo che stasera dobbiamo più parlare di una grande Juve che di un errore millimetrico del guardalinee. Alla fine di episodi così in un'annata ce ne sono tanti. Noi l'anno scorso abbiamo pareggiato una partita a Verona su un fuorigioco in questa maniera e nessuno ha fatto tutto questo. Protagonisti di questo incontro abbiamo reso pan per focaccia, il 3-0 dell'andata l'abbiamo cancellato con una prestazione super di Federica Canuti e di Arianna Angelini. Iniziamo con la più giovane. Grande prestazione Federica, le hai messe veramente a terra. Sì, facevo dei piccoli tornei tra ragazzi della zona, poi ho fatto 3 anni alla Luigiani, ho pensato sempre a divertirmi, poi quando ho cominciato a giocare nella primavera della Roma, però vedendo al campo dicono tutti che sono ciccione, grazie. Proseguire risultati positivi come quelli che stavamo dando, Il girone di ritorno abbastanza malvagio ci ha precluso la salvezza, secondo me. No, non lo so, perché comunque io non sto nella testa di tutti i miei compagni, quindi... Soddisfatto di che cosa? Gli uomini da destra non nella bozza di la parola. Certo, perché non capiscono niente, perché stanno vivendo sugli anziani. Qua andando avanti con questa regola, senza me verrà a galla che le persone, più di qualcuno gli schiafferà pure in congelatore. Fiere, ci ho venuto a Fiere con il Brescia, parti volte a portarci, si partiva presto, si faceva la fiera e si ritornava a casa. A Madonna Grazie parecchie volte ci sono stato. E mi basta pure essere la metà di lui perché sto facendo grandissime cose, come dice voi ha lanciato Ancelotti e speriamo che farà la stessa carriera sua, diciamo. Ci sono molti giocatori che hanno giocato nel campionato italiano, quindi sicuramente mi troverò bene. Noi non siamo abituati a fare campagna elettorale né attività amministrativa con le chiacchiere o con le promesse, raccogliamo il frutto di un impegno importante. Qui in particolar modo abbiamo avuto l'intuizione di dividere in 2 fasi. Senti un po', Eros Ramazzotti non ha un fascino un po' ambiguo rispetto a quello che dici tu? Allora, è bruno con gli occhi azzurri. Bene, differite un pochino da altre ragazzine che invece mi hanno parlato di stangoni, biondi e con gli occhi azzurri, alti 2 metri. Sono state fatte lettere a parecchi enti, a parecchi vertici che abbiamo raccolto le firme di quartiere, però non è intervenuto nessuno. Di giorno e di notte, come potete vedere anche voi, è lo stesso traffico. In questo contesto non proprio favorevole, però lei è riuscita comunque a mantenere il suo stato di forma per affrontare al meglio ogni competizione. È stato bellissimo comunque perché alla fine fortunatamente ci sono state le dirette e quindi abbiamo avuto modo. Come battere? Sappiamo che non sarà facile perché comunque loro sono una squadra attrezzata per risalire subito in A. Sicuramente dal punto di vista della concentrazione dell'approccio alla gara non dovremmo sbagliare nulla perché sappiamo che alla prima occasione possono punirci. Anzi dobbiamo rafforzare i nostri legami, i nostri rapporti, che voi svolgete un'attività importante, siete gli ambasciatori dei borghi nel paese. E questa è una cosa molto importante. Certo, mi è piaciuta molto, siamo stati bene insieme a voi. Io vi dico già una cosa, quando ho aperto questo canale ad un certo punto mi sono fissato un po' di obiettivi. Ce l'abbiamo fatta, vi ringrazio nuovamente. Se arriviamo a 2 milioni però mi fa ancora più piacere. Un altro sogno, un altro obiettivo che vorrei realizzare. È una cosa incredibile. Ma sto sindaco che fa? Io non lo so.
È stata una cosa brutta proprio. Io quando l'ho visto sono rimasto proprio male. Dico, ma come si fa? Non lo so. Sì, è un'emozione molto forte perché per noi portare San Matteo, per tutti i portatori, è un'emozione immensa perché viene da tradizioni, dai nostri genitori che si tramanda poi in avanti. Qui purtroppo stiamo sempre alle stesse condizioni e davvero siamo veramente disperati perché veramente sono tanti anni, veramente vediamo sempre passare gente avanti a noi, sempre gente avanti a noi. Non pretendiamo chissà che. Si dice sempre l'errore umano, però non sappiamo se è l'errore umano. Aiutiamo queste famiglie a sopportare questo dolore come siamo noi tutti addolorati, penso. Cosa possiamo dire? Non è che possiamo dire altro. Che Dio ce la mandi buona a tutti. A buon intenditor poche parole, senza nessun tipo di problema. Siccome sono abituato a mangiare un po' tanta Nutella, ma non c'ho problemi. Io quello che devo dire lo dico senza nessun tipo di problema. Ma no, questo non è un problema, siccome anche la squadra è seconda in classifica. La Diabendata ci ha girato un po' le spalle stasera e abbiamo fatto, a mio avviso, una grande partita. Abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti, ce la siamo giocate a viso aperto. Siamo a conoscenza e come? I problemi sono grossissimi perché chi ha deciso questo ha discriminato. Dove andiamo a posteggiare? Non è che vogliamo il posto sotto casa, potremmo avere un posteggio più comodo, insomma. Se oggi per dire un chilo di pere costa 50 centesimi, domani la trovi €1. Come vede che basta? La lira stiamo bene, con la lira. Prima allora, ma adesso stiamo male tutti. Certo, abbiamo molte difficoltà, fondo per i problemi che ha elencato il mio amico qui Angelo, quando nevica, quando piove, le erbacce dappertutto, cioè, le strade sono invase da piante, è veramente una situazione scandalosa la nostra. Quasi voleva rifiutare, però poi si è deciso, siamo venuti ad abitare qui. È un po' lontano, però piano piano ci siamo abituati. Noi quando dovevamo andare in centro, infatti dicevamo che andavamo a Matera perché dista 2-3 chilometri. Sono circa il 50% perché comunque il Comune di Cosenza già aveva una grossa mole di sanzioni perché noi abbiamo operato anche con lo street control in passato e tuttora che invece controlla tutt'altro tipo di infrazione. Io mangio molto frutta, poca verdura ma molta frutta, sia mattina, mezzogiorno e sera e poi a me piace tanto camminare. Quando eravamo giovani mangiavamo di tutto, adesso invece cerco di controllarmi e mangiare le cose che poi noi abbiamo cose molto sane. Diciamo. Dove il distinguo è Lido di Catanzaro, che Catanzaro ha interesse a migliorare e non a separare Lido e Catanzaro. Certamente ci sono i pro e i contro. Si usa sia il dialetto che l'italiano e in sostanza è come se uno avesse due geni e l'altro ne ha uno solo. Bisogna parlare di più l'italiano perché è importante, il dialetto è un pochettino complicato. Ma diciamo che purtroppo non è stata una bella stagione perché nella nostra città manca il turismo, quindi non essendoci i turisti la stagione ovviamente non può partire. Perché sono convinto della bontà del referendum, sono assolutamente convinto che il nucleare non è opportuno, non è buono per l'Italia, sono assolutamente convinto che la gestione delle acque debba essere fatta dal pubblico e non dal privato. Secondo me è una fesseria il Green Pass. Perché ascoltami, se tu vai alle porte di Catania, tutti i dipendenti che lavorano là devono avere il Green Pass, il vaccino perché loro non possono lavorare. Ci dicono, sai, dovete farvi il vaccino e ci facciamo il vaccino, loro lo mettono obbligatorio. Io non lo sai, se è obbligatorio te lo fai. Penso che è sbagliato, già l'IVA è al 20%, se noi ogni 100 euro che noi incassiamo, 20 euro vanno allo Stato, se noi ancora aumentiamo l'IVA, allora sì, sarà ancora più disastro di quello che già c'è. Non le controlla nessuna di queste gente, non è che ci sono controlli come si deve, no, le lasciano stare e poi quando qualcuno gli dice qualche cosa, una telefonata e loro intervengono. Noi allora innanzitutto li disegniamo, disegnandoli ognuno dà le sue ispirazioni, si basa su ciò che vuole e poi passiamo nel momento in cui dobbiamo realizzarli.
poi li mostriamo in queste sfilate come questa. Allora, praticamente noi siamo qua a manifestare, come ha detto il mio collega, pure da 5 mesi che non riceviamo sia lo stipendio che i fissi, che significa integrazione salariale da base dell'INPS. Anche questo è fermo dal 10 ottobre. Ci hanno sistemato per 2 notti in dei B&B sparsi ad Agrigento, ma solo per la notte, perché durante il giorno noi siamo fuori, quindi non sappiamo dove andare, abbiamo i bambini che dobbiamo portare a scuola e il pomeriggio non sappiamo dove andare a mangiare, dove andare a cenare. Quello che mi dà più fastidio è la presa in giro che ha fatto il comune nei nostri riguardi. La cosa che poteva fare era lo sgravio fiscale del Natale. Noi l'anno scorso a giugno abbiamo presentato la domanda al municipio, 3 giorni prima della scadenza, dopo che avete scritto tante volte per sapere come è andata questa domanda. A prescindere di augurare il bene di questo mondo a tutti, alla società, ai giocatori, ma per noi esiste la maglia, esiste la città. Siamo delle persone che alla fine che trasmettiamo il nostro calore, ma è un calore pulito. Negli altri quartieri lo stesso, da una certa ora si esce sempre un po' con la paura, pochi controlli, anche da parte delle forze dell'ordine ogni tanto passa qualche volante, sì, però no, noi non ci sentiamo sicuri. Ecco. Beh sì, il sindaco, io ho proposto che questo diventi il logo ufficiale della città affiancando il gonfalone, perché rappresenta davvero tutto il mondo nuorese dentro una semplice immagine. Ho piacere a invitare ogni persona che sta guardando questo video al nostro evento, che sarà un evento pazzesco da un punto di vista agroalimentare, perché ci saranno 160 aziende, profumi, sapori e gusti di tutta la Sardegna, di tutte le nostre province meravigliose. No, il problema è un altro, il problema è che mancano gli stipendi, quindi non sono certo i centesimi che diamo per un parcheggio, assolutamente. L'assenza di lavoro è l'assenza di busta paga, certo, se ci fosse più lavoro sarebbe tutto diverso, insomma, no, non ce l'ho contro i parcheggi a pagamento, assolutamente. Dunque, rimettersi in forma dopo le feste o dopo le vacanze non è mai un compito semplice. O non si è motivati affatto, o dopo un allenamento o 2 la motivazione svanisce. Questo perché siamo abituati a una routine con pessime abitudini ed è difficile creare una routine con buone abitudini.